era una novità assoluta. È stato il primo paese del Triveneto a essere dipinto con questa proposta. La diffidenza è naturale, nel senso che era una novità totale, ma subito, visto il risultato dell'interesse regionale, della stampa, entusiasmo, pian pianino il paese ha capito, ha rimesso in ordine le strade, si tiene in ordine i dipinti, abbellisce gli angoli e c'è stata una collaborazione gioiosa, immediata. Beh, si cerca sempre di impiegare lo stesso tipo di materiali che sono quelli dell'affresco. Materiali estremamente semplici, calce, sabbia e acqua. Terre colorate per dipingere, si crea un fenomeno che si chiama carbonatazione della calce, per cui l'idrossido di calce contenuto nella calce, a contatto con l'anidride carbonica dell'aria, carbonifica, diventa in pratica sasso. È per questo che gli affreschi durano così a lungo. Non tutti però questi dipinti sono affreschi, alcuni sono stati dipinti con la tecnica della decorazione murale a secco, utilizzando cioè dei colori acrilici, e questi sono quelli che forse si rovinano di più. Ma il problema degli affreschi che si rovinano non è solo legato ai materiali, è anche legato alla loro ubicazione, perché quello di Barbaro che dicevi tu prima ha sì dei buoni materiali, però si trova in alto. I primi affreschi che sono stati fatti, specialmente nella parte bassa del paese, sono tutti bassi. Allora noi vediamo questo paese adesso d'estate molto suggestivo, ma d'inverno, ad esempio l'anno scorso, ci sono stati 5 metri di neve qui, su queste stradine, quindi passaggio di mezzi, neve addossata ai muri, neve che è stata buttata giù dai tetti, quindi si può immaginare che razza di condizioni atmosferiche ci siano state. E questo va a discapito della durata degli affreschi e dei dipinti. Il problema da anni è che dobbiamo preoccuparci a restaurarli, a salvaguardarli dai danni naturali, ma c'è una bella equipe di volontari sotto la responsabilità di un esperto che è Giovanni Sogne di Cesio Maggiore, il quale invita da turno chi può e danno pian pianino rimettono a nuovo. È un lavoro normale che si fa per tutta la manutenzione di tutte le cose, quindi anche questo va fatto. Inizialmente un'incertezza sull'esito, ma abbiamo avuto subito un grande riscontro dell'interesse. Continui pure a disegnare se vuole. Abbiamo avuto interesse immediato della stampa, TV, interesse turistico e quindi l'incentivo di andare avanti. In ogni casa è dipinto il mestiere che si faceva o che si fa ancora. E quindi l'interesse è storico, è etnografico, al di là della qualità dei dipinti, perché sono fatti da artisti veri. Beh, guardi, questa voglia dei bambini è proprio sorta già dall'inizio del nostro lavoro. I bambini, i ragazzi venivano a curiosare, a collaborare, ad aiutarci. Alcuni di loro sono diventati artisti professionisti civianesi da 30 anni qua, e tutti hanno l'abitudine, anche frequentando io le loro scuole elementari, e hanno imparato a collaborare, a seguire l'insegnamento e specialmente imparano a rispettare i muri dipinti.